Questa sera presentiamo il libro di Fabiana Franco, che è qui accanto a me, emozionatissima. E il titolo è veramente emozionante, è Le stelle di Samarcanda. È un romanzo che parla di una giovane dei nostri giorni, più o meno forse della tua età, che si chiama Irene, e con tutte le sue speranze, le sue contraddizioni, però sfortunatamente anche le sue sconfitte e i suoi affetti, quindi il lato positivo e il lato negativo della vita di ognuno di noi. Il fil rouge del libro è il viaggio. Il viaggio, quello che ti fa scordare il passato, ti lascia il segno nell'animo e ti fa riprendere coraggio per ricominciare a vivere, anche quando qualche volta capita sfortunatamente nella vita qualche situazione di disagio, qualche situazione che ti cambia il tuo percorso a proposito di viaggio. Le stelle. Intanto perché le stelle? Le stelle sono da sempre per tutti un qualcosa di magico, un qualcosa che richiama un qualcosa di lontano, ma anche di vicino, perché tutti le possiamo vedere, le possiamo ammirare, possiamo cogliere il loro splendore, la loro luce. Le stelle è diciamo quella cosa che ti riporta un po' al sogno, che ti riporta ad una dimensione bella, una dimensione che accomuna comunque, siamo tutti sotto lo stesso cielo, per cui è un qualcosa che ti dà la dimensione appunto dell'essere parte di un tutto. Le stelle di Samarcanda perché ovviamente riconducendo tutto questo, che cos'è che mi ricordo in maniera particolare di un viaggio insomma, che comunque era avvenuto, ma al di là di questo quello che racconta Irene è che queste stelle sembra quasi che in un posto così un po' sperduto, un po' lontano dalle luci delle grandi metropoli europee, si vedono come se piovessero addosso alle persone, e quindi le stelle di Samarcanda proprio per dare l'idea comunque di un qualcosa di magico che riporta un po' al sogno, il sogno di questi posti, il sogno di questa Irene che cerca comunque di migliorare la propria situazione, attraverso tutta una serie di cose piacevoli, attraverso tutta una serie di incontri, attraverso una serie di attività che lei farà proprio per riscoprirsi e per riscoprire un mondo bello, che è il mondo che poi ci circonda, però a volte non lo vediamo. A me è piaciuto proprio che la protagonista aveva questa, proprio una spugna, aveva proprio bisogno, ma perché sono sentimenti che prova, che prova per sé, no? E quindi è vero, è stato questo il motore anche vabbè, poi non svegliamo. La mia vita è come un gioco. Se mi sbaglio perdo il giro ed un altro al posto mio vincerà questa partita. Se abbasso un po' lo sguardo io ripenso alle mie mosse e capisco che ho sbagliato a dare tutto per scontato. Ed un'altra volta penso che la strada si può rifare per cercare di cambiare, ma bisogna saper tornare a un punto di partenza e solo la fortuna ti dà questa vile speranza. E intanto il gioco continua ad andare avanti, senza ancora né vinti né rimpianti, ma continua a sperare di poter tornare indietro e rifare quei miei passi. C'è chi tira i dadi della sorte, c'è chi guarda la sua pedina che si muove verso il traguardo, e io invece spero sempre in un rinvio della partita, forse perché ho paura della fine della mia vita.